Bene, rieccoci, ben trovati. La settima settimana di programmazione di Seven, quindi questi numeri andrebbero probabilmente giocati per chi ci crede, per chi pratica, anche se in realtà in questo momento è difficile anche giocare ai numeri all'otto perché le ricevitorie non erano questo tipo di servizio, ma bando alle ciance, parliamo di cose e di argomenti seri. Entriamo nella settimana che poi precede l'ultimo, diciamo, dei periodi più soggetti al lockdown. Dal 4 maggio in poi probabilmente qualche manovra in più, qualche spostamento in più sarà possibile, fermo restando che si fa sempre, si fa leva sul buon senso di ciascuno di noi, perché il periodo e il rischio della diffusione della pandemia non è affatto passato. Chiaro è che ci vorranno le precauzioni, in un certo qual modo bisogna ripartire, rimettere in moto il motore sociale da una parte economico, dall'altra, perché le difficoltà in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo sono tantissime, ma soprattutto in quelle che sono le aree depresse dei paesi, e in questo caso parlando della nazione italiana, come aree depresse noi ci entriamo a buonissimo titolo. Tante sono le difficoltà che stiamo registrando, tante sono le difficoltà che derivano anche dal fatto che le promesse di aiuto garantite da parte del governo centrale stentano ad arrivare, perché tante sono le segnalazioni che arrivano sui mancati versamenti di quelli che possono essere incentivi sia alle imprese che ai possessori di partita IVA singola, che ai singoli cittadini che versano in gravi situazioni economico-finanziarie. Infatti parleremo anche di questo, perché il Banco Alimentare sta moltiplicando tantissimo le operazioni di sostegno e di aiuto a favore dei cittadini calabresi, ma ci occuperemo anche di quello che è cronaca politica, perché la magistratura continua imperterrita, nonostante il periodo di crisi, a esercitare quelle che sono le proprie azioni in tutta la Calabria. Abbiamo sentito quello che è successo a Reggio, ma anche in questo fine settimana quello che è successo a Cosenza, che si è svegliata al venerdì mattina con Piazza Fera Bilotti chiusa per un sequestro che arriva, parte da segnalazione della DDA di Catanzaro addirittura, e che viene seguito dalla Guardia di Finanza. Sentiremo quello che è successo, ma sentiremo anche, ovviamente, come è giusto che sia dal punto di vista dell'informazione, le dichiarazioni del sindaco Chiuto. Intanto lanciamo i titoli. Seven, nel numero di questa settimana, sequestrata a Cosenza Piazza Bilotti, 13 indagati, c'è anche il sindaco Chiuto. Fateci tornare a casa, si susseguono gli appelli dei calabresi al nord o all'estero, ma la Santelli resiste, confini chiusi fino a fine maggio. Ministro dell'Interno Lamorgese lancia l'allarme, mafie pronte a inserirsi nella fase 2. Banco Alimentare in Calabria, cresce il disagio, si moltiplicano le richieste di aiuto. Questi titoli quindi, partiamo con quello che è il primo blocco dei due servizi, che è relativo non al coronavirus nell'apertura di questo numero di Seven, ma all'accadimento di Cosenza relativo a Piazza Fera Bilotti. C'è il sequestro dell'area e poi sentiremo ovviamente anche quello che ha da dire il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Non basterà la fine del lockdown per rivedere Piazza Bilotti, se non affollata almeno gremita. A distanziare la città dalla piazza centrale di Cosenza, queste transenne e questi nastri, la piazza è stata messa sotto sequestro. L'operazione si chiama Piazza Sicura. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle indagini sulla gestione dell'appalto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di Piazza Bilotti e la realizzazione di un parcheggio interrato del valore di 15 milioni di euro, di cui 11 di finanziamento pubblico e quasi 4 a carico del privato. Le ipotesi di reato per amministratori, imprenditori, professionisti e dirigenti sono a vario titolo quelle di falsità materiale e ideologica in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza di certificato di collaudo e con la previsione per uno degli indagati dell'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare le attività della cosca Mutuo di Cetraro. Tra i 13 indagati c'è anche il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Veronica Calcagno con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del procuratore Nicola Gratteri, sono state svolte mediante intercettazioni e riscontri documentali che hanno permesso di delineare le ipotesi di plurimi reati di falso, finalizzati ai finanziamenti per lavori complementari e per il rilascio del certificato di collaudo,
di rivelazione di segreto posta in essere da un pubblico dipendente in relazione alle attività ispettive che dovevano essere avviate sul cantiere e affidamento e frammentazione di incarichi sotto soglia in modo da aggirare gli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di appalti. Dall'indagine è emerso inoltre che la cerimonia di inaugurazione della piazza, al termine dei lavori di riqualificazione, avvenuto il 17 settembre 2016 con la presenza di migliaia di persone, è stata tenuta in mancanza del certificato di collaudo, condizione imprescindibile all'apertura al pubblico dell'opera. Inoltre, il collaudo, formalmente eseguito in data successiva all'evento inaugurale, ovvero il 30 dicembre 2016, dalla ricostruzione investigativa, risulta effettuato sulla scorta di un certificato ritenuto ideologicamente falso, nel quale è stata attestata la corretta esecuzione delle opere a fronte di fessure e crateri riscontrate sulle travi portanti della piazza, non ancora effettivamente riparate a quella data. Secondo quanto è emerso, ciò sarebbe scaturito dalla necessità di venire incontro alle richieste dell'amministrazione comunale di Cosenza, legate anche alla volontà di non spostare in altro luogo il concerto di fine anno 2016, evento poi effettivamente tenutosi. La piazza era un impraticabile parcheggio all'aperto, lo sappiamo, un luogo indecoroso e invivibile che è stato rigenerato ed è diventato un centro di socializzazione e di cultura cittadina e che da 4 anni ormai è sede di numerosi eventi e di manifestazioni pubbliche. Il mio coinvolgimento si limita ad un'azione di sollecitazione, di impulso. Ho incalzato i tecnici, gli ingegneri che dovevano produrre gli atti per fare in modo che la piazza fosse resa fruibile ai cittadini e l'ho sempre fatto salvaguardando la tutela e la sicurezza pubblica. Sarei stato un folle se avessi fatto altrimenti. Anzi, posso dare ampia rassicurazione ai cittadini che la piazza era ed è sicura perché possiede tutti i requisiti funzionali e strutturali che sono previsti negli atti del collaudo. Ho incaricato gli avvocati per la richiesta di dissequestro e ho piena fiducia nella magistratura che è vincolata all'obbligo dell'azione penale, ma devo far emergere che anche questo procedimento è la conseguenza di una strategia mirata da parte di alcuni avversari politici che occupano oggi posizioni di potere forte e che denunciano, anche in questo caso lo hanno fatto, tutte le azioni che noi compiamo perché ostacolano la rinascita di questa città. Da una parte quindi quello che è il controllo, la verifica su carte per tutte quelle che devono essere le certificazioni relative alla consegna dell'opera, un'opera pubblica, un'opera in cui sono state investite ingenti risorse, ma che ha ospitato tantissime persone in quelli che sono stati gli eventi centrali organizzati dalla Giunta Occhiuto, una delle opere faraoniche che ha il brand, ha il marchio di questa guida politico-amministrativa di Mario Occhiuto, che risponde però a questa chiusura dicendo che nella sua azione amministrativa è tutto quanto pulito, che le carte verificheranno poi lo stato dell'arte e quindi la liceità delle azioni che dalla sua stessa giunta, dalla sua amministrazione sono stati compiuti. Ora non sarà a noi giudicare, ma certamente chi come gli inquirenti stanno scavando nelle carte e verificando quelli che sono gli atti compiuti, nelle prossime settimane certamente arriveremo a capire bene, a sciogliere il nodo di questa matassa che si è venuta a creare in questi giorni. Ma torniamo al tema principale, cioè a quello che ci preoccupa tantissimo, che è la pandemia da coronavirus. In questa apertura di Seven, dopo questi primi 2 servizi, tornando a occuparci di Covid-19, parliamo delle persone e degli allarmi che continuano ad arrivare alla nostra redazione relative alla difficoltà di rientro a casa. Ci sono persone che per tantissimi motivi si erano recati in altre zone dell'Italia o all'estero che non possono più tornare. Ecco i servizi. Ciao, sono Stefania, sono calabrese, ma mi trovo a Bergamo perché mio marito lavora qui da un po' di anni. Però da quando ci ha travolto questo ciclone del Covid-19, adesso ci troviamo qui bloccati. Io avevo l'aereo il 25 febbraio, dovevo scendere a Cosenza, dove ho la mia famiglia, mia figlia, i miei affetti, i miei amici. Mi trovo sospesa in una bolla, un po' come tutti, credo.
però ecco, vorrei almeno capire quando potrò riabbracciare la mia famiglia, i miei genitori. Eh, Questo penso sia un po', sia la situazione un po' di tutti quelli che ci troviamo bloccati qui. Siamo stati bravi, siamo stati pazienti, abbiamo fatto la nostra quarantena, tutto il rispetto per le regole, tutto quello che è possibile, però adesso la situazione comincia a diventare un po' pesante, ecco. Vorremmo capire qualcosa di più. Mi chiamo Rosanna Garofalo e mi trovo negli Stati Uniti d'America da mesi, e da quando mi sono stati cancellati i voli per l'Italia ho contattato la Farnesina, l'unità di crisi, le ambasciate e i consolati italiani per adottare la migliore misura per il mio rimpatrio. Ma purtroppo coloro che mi hanno risposto hanno detto solo che dovevo provvedere da me, sia per il rientro, sia per quanto riguarda ovviamente la prenotazione dei vari voli. Le varie e anche aleatorie risposte non hanno fatto altro che deteriorare ulteriormente le mie residue energie fisiche e anche morali. Le mie risorse, aggiungerei non solo finanziarie, sono esaurite. Quindi io con questo video vorrei sollecitare l'attenzione delle autorità competenti istituzionali italiane affinché pongano in essere un necessario e soprattutto urgentissimo provvedimento per il mio rientro in Italia e soprattutto nella mia terra, la Calabria. Io confido ciecamente in un vostro aiuto come cittadina italiana. Stefania, Rossana, ma a questi potremmo aggiungere tantissimi altri nomi: Ludovica, Marco, Giuseppe. Tante sono le persone che in questo momento versano in difficoltà, soprattutto economiche, non sanno come mantenersi nei posti che sono diversi dalla loro residenza e che li hanno ospitati fino a prima dello scoppio della pandemia, che non sanno come tornare. Purtroppo queste ancora sono le disposizioni, tant'è vero che c'è questo annuncio della Santelli che dice no ai rientri. La Calabria resterà chiusa almeno fino a fine maggio 2020. La governatrice Iole Santelli risponde alle tante pressioni, alle tante richieste per quanto riguarda i calabresi che sono ancora fuori regione. Molti calabresi chiedono di poter rientrare in Calabria, dice, altri approfittano del momento per creare polemiche che fanno audience. Difendo i sacrifici fatti dai calabresi, difendo la politica di prevenzione. Sino ad ora nessuno, e dico nessuno, ha fornito qualche dato reale per cambiare strategia. Come già detto, la Calabria e i calabresi hanno saputo dare buona prova di sé rispettando le regole anti-Covid-19, facendo sì che da noi il contagio rimanesse basso, e questo è stato possibile anche grazie ai nostri corregionali che vivono o lavorano fuori dalla Calabria. La governatrice ha ribadito la ferma volontà di mantenere la linea di condotta tenuta finora per limitare il rischio della diffusione del contagio. Il desiderio, ha detto Iole Santelli, è quello di riaprire tutto, ma i numeri attuali di alcune regioni non consentono la mobilità interregionale. L'obiettivo è la riapertura a fine maggio. Calabria chiusa fino a fine maggio, quindi lo dice il governatore Santelli, ma il problema alle famiglie, alle persone, agli studenti, ai lavoratori, agli ex lavoratori resta, perché gli appelli che ci sono giunti arrivano da persone che hanno delle difficoltà oggettive, quindi di carattere economico, non è solo una questione di solitudine. Ci auguriamo che il governo centrale possa pensare ad una soluzione di qualsiasi tipo, con un treno speciale magari che parte dalla nord attraversando anche Roma, per cercare di far rientrare le persone in effettiva difficoltà, fermo restando a tutte quelle precauzioni che naturalmente si devono prendere in fase di partenza dai luoghi, ma soprattutto in fase d'arrivo, con le quarantene obbligatorie. Ma stiamo a vedere. Intanto, cambiando argomento per il 2020, perché la fase 2 si sta avvicinando, bisogna anche preoccuparsi di come far ripartire l'economia. Un'Italia bloccata, un'Europa bloccata, i paesi sono bloccati, non è previsto lo spostamento per turismo, ma questo poi potrebbe diventare l'ultima delle preoccupazioni in una fase di crisi economica come questa. Ma c'è una soluzione che viene suggerita da Demoscopica, perché se i calabresi la prossima estate
ovviamente chi potrà farlo, riuscissero a pensare e immaginare a una modalità di turismo interno, arriverebbero tantissimi soldi nelle casse dell'economia calabrese che potrebbero probabilmente anche aiutarla. Demoscopica la chiama strategia del sasso nello stagno per gestire la ripresa. Come si vede nella grafica, se i calabresi decidessero di restare in Calabria per le vacanze, la spesa turistica nella regione per il 2020 sarebbe pari a 343 milioni di euro. In sostanza, trascorrere le ferie sulle coste dello Ionio o del Tirreno calabrese o nei centri silani e aspromontani, fare un viaggio riscoprendo le bellezze regionali significherebbe, secondo l'Istituto di Ricerca, compensare l'assenza del 20% degli stranieri. Nel 2019 hanno infatti superato i 2 milioni di presenze. L'attesa seconda fase avrà ancora delle ristrettezze. Vivremo un'estate diversa rispetto agli anni passati. Una difficoltà che avvertono i ricercatori di Demoscopica potrà trasformarsi in opportunità. La Calabria, con il 18,2%, registra un livello di appartenenza turistica superiore alla media nazionale. Parola d'ordine in tutte le regioni sarà il turismo di prossimità, uno studio che vuole essere strumento per la cittadella regionale. Finito il lockdown formale, afferma il presidente di Demoscopica Raffaele Rio, bisognerà fare i conti con la paura dei cittadini di spostarsi. In questa direzione risulta necessario che ciascun sistema regionale si attivi per ripensare l'offerta turistica in totale sicurezza. Si tratta, precisa, di attivare un pacchetto di interventi mirati alla valorizzazione del turismo a chilometro zero, i luoghi minori, la montagna, i parchi, i tanti borghi presenti nei nostri territori. Ciò, avverte il presidente di Demoscopica, in costante condivisione tra i vari livelli istituzionali per scongiurare che l'inevitabile competizione che scoppierà tra i sistemi turistici regionali possa generare livelli qualitativamente discriminanti, alimentando offerte di serie A e di serie B. Il fenomeno della vacanza vicino casa è particolarmente diffuso in Sicilia. Si evidenzia ancora nello studio, dove i cittadini, in maggiore misura che nel resto d'Italia, amano restare a casa. Dai suggerimenti e ai buoni auspici di Demoscopica passiamo però ad un allarme concreto che arriva dal governo centrale, e a parlarne è proprio il ministro Lamorgese, perché si dice preoccupato perché pare che le mafie siano pronte a inserirsi nella fase 2 del progetto di riapertura della nostra nazione. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, lancia l'allarme: le mafie pronte ad inserirsi nella fase 2. Durante la sua audizione in videoconferenza davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, il ministro ha sottolineato che il contesto economico e finanziario che si va prefigurando per la fase post-pandemica potrebbe evidenziare margini di inserimento della criminalità organizzata nelle fasi di riavvio delle attività. Sollecitata dunque la massima attenzione delle forze di polizia per intercettare nuove dinamiche nelle azioni criminali. Il momento che stiamo attraversando è sicuramente uno dei più difficili della storia della Repubblica, e ciò sia per la situazione contingente sia per gli effetti che determina. L'attuale fase di emergenza sta di fatto incidendo profondamente sul tessuto economico e sociale. Le restrizioni straordinarie alla mobilità dei cittadini, alla funzionalità dei commerci, determinano inevitabilmente ricadute sulle attività sociali ed economiche. Il contesto economico, finanziario che si prefigura nella fase post-pandemica potrebbe evidenziare margini di inserimento per la criminalità organizzata nella necessaria fase di riavvio delle attività economiche, atteso che la crisi attuale causerà un deficit di liquidità, una rimodulazione del mercato di lavoro, nonché l'afflusso di ingenti finanziamenti pubblici, sia nazionali che europei, volti a sostenere la ripresa economica. Ad onor del vero, prima di Lamorgese, la preoccupazione di questa fase, della fase
pandemica, della fase di blocco, ma anche quindi della fase di apertura, era stata lanciata qualche giorno fa anche dal procuratore della DDA calabrese Nicola Gratteri. E quindi ci auguriamo ad un'operazione congiunta tra governo centrale, governo regionale, ma anche magistratura, per stabilire delle regole più ferree, soprattutto per quello che riguarda gli investimenti, per quello che riguarda l'aiuto, l'erogazione degli aiuti anche alle aziende e alle imprese, perché soprattutto di questo ritengo bisogna preoccuparsi. Ma parlando di aiuti e parlando di persone in difficoltà, ci occupiamo adesso con un servizio di Rosalba Baldino del Banco Alimentare della Calabria. Cresce infatti il disagio e si moltiplicano nelle nostre regioni e nei nostri paesi le richieste di aiuto. Siamo nella sede regionale del Banco Alimentare a Montalto Fugo in provincia di Cosenza. Vedete, ci sono le pedane del latte già pronte, quelle invece dei biscotti per l'infanzia che aspettano di essere distribuite. Alle mie spalle potete vedere i volontari al lavoro, stanno preparando i pacchi. Come vedete sono muniti di mascherine e guanti e rispettano le distanze di sicurezza. Qualche numero per capire l'entità del bisogno: solo per Pasqua, quindi parliamo di una sola giornata, sono stati distribuiti 2000 pacchi in provincia di Cosenza. Oltre alle associazioni, in questo momento sono anche i comuni che non ce la fanno e si rivolgono al Banco Alimentare. Maria Pia Morrone, che è tra le coordinatrici da sempre storiche del banco, ci raccontava delle richieste. Ci sono 10 comuni in attesa di avere anche l'appoggio del banco. Parliamo sempre della provincia di Cosenza. E poi arrivano anche le richieste delle singole famiglie. Ve ne leggo alcune, queste chiaramente per la privacy, non diciamo il nome. Questa donna è di Cosenza, scrive: sono di Cosenza e sono in grande difficoltà, purtroppo siamo senza lavoro da tempo, non so quanto riuscirò a sopportare. Quest'uomo invece ha 49 anni, è della provincia di Cosenza, al momento scrive: sono disoccupato, vivo da solo, mi trovo in seria difficoltà economica, e poi dice: tante volte ho saltato i pasti e la situazione è sempre più precaria. Addirittura quest'uomo fa anche una promessa al banco e dice: mi metto a disposizione come volontario laddove ce ne fosse bisogno. È con noi il direttore regionale del banco, Gianni Romeo. Intanto siete in grado di supportare tutte le richieste che vi arrivano? Purtroppo no, nel senso che sono talmente tante che stiamo facendo veramente fatica. E infatti, se guarda un po' vuoto, no, per tutta la regione, siamo soprattutto assaliti un po' dai comuni, da tante associazioni, anche quelle non accreditate, per cui si fa fatica perché le risorse nostre sono risorse finite, sono risorse insomma che arrivato a un certo punto non si arriva più, quindi stiamo mettendo anche in moto una serie anche di aiuti grazie ai nostri colleghi di altre regioni, e poi siamo in attesa anche di ricevere questi prodotti che la Regione Calabria, l'assessorato all'agricoltura con l'assessorato del welfare hanno trovato questi prodotti che ci stanno arrivando, e quindi ricominceremo sicuramente a fare il giro. Si può aiutare il Banco Alimentare come? Possono tutti, io dico sempre, possono dare il loro apporto, la loro mano d'aiuto, alcuni facendo anche dei versamenti sul nostro conto corrente o sulla piattaforma GoFindMe che trovano online, oppure donando, soprattutto questo riguarda le aziende, donando parte dei prodotti. Francesco dell'associazione Casco è stato uno di quelli che ha consegnato le spese singole a domicilio. Le famiglie come vi hanno accolto? Sono il portavoce di un'associazione che si chiama Casco, che opera nel centro storico di Cosenza. Noi abbiamo sentito come un dovere civico quello di partecipare alla richiesta di bisogno dei nostri concittadini, e la parte più bella di questa esperienza è stata appunto quella della consegna alle famiglie, che pure diciamo è stata
complessa, difficile, lunga, ma la soddisfazione di non poter consegnare in mano, ma lasciare quel pacco davanti alla porta e vedere la luce negli occhi di quelle persone è impagabile. Un grazie quindi al Banco Alimentare della Calabria, che gestisce con grande garbo e discrezione questa fase importante di tantissime famiglie che sono a livello di indigenza, continuando a distribuire le derrate alimentari, quindi un sostegno pratico che arriva nelle case di tantissimi calabresi. Abbiamo sentito quindi da questo servizio che si è moltiplicato il numero delle persone che in questa fase sta chiedendo aiuto. Chiudiamo questo numero di Seven con un doppio servizio, perché si sta cercando di individuare il posto dove costruire e allestire un centro Covid. Zuccatelli dice che Villa Bianca non è il luogo giusto, e a questo punto entra in scena Falco Matà, che dice e quindi propone Reggio Calabria come città, come luogo dove realizzare questo centro specialistico. Questa è Villa Bianca, in passato era sede del Policlinico Universitario prima del suo trasferimento a Germaneto. La struttura è stata adesso proposta dal rettore De Sarro come possibile sede di un Covid Hospital a Catanzaro, idea sostenuta anche dal sindaco Abramo. È stato effettuato un primo sopralluogo, al termine del quale però il commissario Zuccatelli ha espresso le sue perplessità. Io ribadisco che il centro Covid qui, per come è l'edificio, è difficile pensare di poterlo recuperare nei tempi, nella finestra che manca da adesso al vaccino. Ormai sono passati 3 mesi, come voi sapete i tecnici del settore dicono che un vaccino mediamente ci vogliono dai 12 ai 18 mesi, addirittura alcuni pensano di poter anticipare. Però diciamo che se restiamo intorno alla primavera del prossimo anno, mettere le mani a questo edificio con i limiti che ha la pubblica amministrazione in termini di burocrazia, di procedure, gare d'appalto e quant'altro, è impensabile a mio parere poterlo rendere agibile per quella data. Il sindaco Abramo ha invece sostenuto che la realizzazione di un centro Covid deve essere legata ad un più ampio discorso che comprende la funzionalità dell'ospedale pugliese e la contestuale creazione di una casa della salute. Le risorse ci sono anche ingenti, non sono stati spesi perché non abbiamo avuto i numeri della Lombardia per il coronavirus, e quindi la disponibilità c'è, ne dobbiamo approfittare adesso per ottimizzare, perché investire per ottimizzare quello che abbiamo significa risparmiare dopo sicuramente. Ritengo che non possa rimanere meramente una scelta dell'esecutivo regionale, ma debba essere un dibattito che coinvolga tutte le province calabresi, i sindaci della città, il sindaco metropolitano, i sindaci delle altre province della nostra regione, perché è una decisione che deve essere concertata e condivisa proprio perché si tratta di un centro Covid regionale, senza fughe in avanti, senza decidere a priori quale delle strutture di Catanzaro possa ospitarlo, anche in questo caso senza campanilismi, ma insomma noi abbiamo anche avanzato come città metropolitana la nostra candidatura, abbiamo tantissime strutture, la nostra città metropolitana, nonostante le difficoltà di bilancio, è sicuramente ha sicuramente comuni fortemente patrimonializzati. Anche rispetto alle strutture sanitarie che ci sono sul nostro territorio ci sarebbe l'opportunità di riattivarle e trasformarle in centri Covid. Abbiamo il nostro grande ospedale metropolitano, i cui lavori di realizzazione del nuovo plesso dovrebbero, se la Regione conclude l'iter, iniziare a breve, e quindi si potrebbe anche trasformare gli attuali ospedali riuniti, dove adesso siede il grande ospedale metropolitano, in centro regionale Covid. Chiaro è che spetterà a Zuccatelli, spetterà alla politica decidere dove dovrà sorgere questo centro Covid. Ci auguriamo in generale che questa fase di emergenza della Calabria non continui all'infinito, perché soprattutto parlando di questa terribile pandemia sappiamo, da quello che ci dicono i virologi o comunque gli esperti in ogni caso, che il rischio intanto continua ad esistere, per cui vi raccomandiamo di rispettare tutte quante le prescrizioni di distanza con gli altri, di utilizzo degli ausili di protezione come le mascherine e i guanti, e ci auguriamo che
qualcosa possa succedere dal punto di vista della sanità in Calabria. Ora che questa struttura specialistica possa sorgere a Cosenza, Catanzaro o a Reggio, non spetta a noi deciderlo, ci auguriamo che però la decisione venga presa al più presto e che si possa quindi dare il via alla fase di strutturazione e quindi di nascita di questo progetto. Abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione, come al solito ringraziamo la redazione giornalistica al completo e il nostro regista che è Luca Chito, ma soprattutto voi tutti che ogni settimana continuate sempre più numerosi a seguire questa trasmissione, questo numero che poi racchiude, questo speciale che racchiude il clou delle notizie che durante la settimana vi abbiamo passato. Continuate a stare con noi, questa è la televisione che si occupa di informazione su 24 ore su 24, sul 10 del digitale terrestre. Questa è Ten. Al prossimo numero di Seven. Ciao.